La presentazione del libro Suite per Haiku di Glauco Sabba, che è qui accanto a me. Buonasera a tutti. Ora, innanzitutto diamo un po' un'indicazione generale di che cosa è la poesia haiku, magari per chi non la conosce, insomma, per la prima volta si approccia al mondo dell'haiku. Sì, la poesia haiku è di origine e di tradizione giapponese, è una forma di poesia breve e all'inizio del 1900 qualche illuminato autore occidentale ha cominciato a tradurre la poesia giapponese ed è una forma che ha preso molto soprattutto negli ultimi 20-30 anni. Questa è una forma breve, molto codificata, sono componimenti di 17 sillabe, 17 soltanto, e devono avere un riferimento alla natura, addirittura un riferimento stagionale, per cui è proprio codificato nelle immagini degli haiku tradizionali. Si parla per esempio di rondini. Rondini perché? Perché le rondini sono un simbolo, un kigo tecnicamente, della primavera. Si parla di fiocchi di neve, perché i fiocchi di neve ovviamente rappresentano l'inverno. Nere formiche trascorrono in fila, ne manca una. Questa è un'impressione fortissima che mi ha dato mio figlio di 5 anni. Eravamo al mare, un pomeriggio, il sole d'agosto, e questo era lì a guardare le file di formiche sul muro. Noi diceva, papà, ne manca una. Ecco, per me questo è esattamente lo spirito dell'haiku, è l'illuminazione. Cosa c'è? È un'immagine, se vogliamo, estremamente semplice, ma lui si è accorto che nella fila di formiche ha visto il vuoto, ha visto quello che ci vogliono anni per uno scrittore Haijin per percepire il vuoto ha visto il vuoto tra due. Lui non ha visto la fila di formiche, ha visto il vuoto. Sarebbe bello riuscire a tornare bambini in quel modo lì, no? Poi ce n'è una. Questo per esempio è uno haiku che io ho scritto, diciamo così, su ispirazione di mio figlio, è uno dei primi che ho scritto tanti anni fa. Questo invece è più recente: voce di flauto, lo spirito ritrova la sua ombra. Qui, se vogliamo, si può discutere se sia uno haiku o no, perché non c'è riferimento stagionale, però a me viene in mente un film di Kurosawa che è Ranna, uno dei più belli, secondo me, dei più significativi. È una storia simile a quella di Re Lear. C'è un vecchio re che finisce in povertà, abbandonato da tutti e così, e il momento clou del film è la fine, quando l'inquadratura di questo re che è rimasto solo con il suo vecchio giullare, e il vecchio giullare è un giovane cieco che è stato accecato e che può solo suonare il flauto. E in quel momento lì c'è moltissima intensità di sentimento, e secondo me quello che ho cercato di fare con questo è far capire che anche nei suoni, anche i suoni sono delle sensazioni e possono suggerire delle emozioni. Se mi chiedete perché lo spirito ritrova la sua ombra quando sente il flauto, questo forse non ho voglia di spiegarlo qui adesso, ma penso che si possa intuire. Oppure, io l'ho messo a chiusa dell'antologia, c'è anche una dimensione ironica dello haiku, una dimensione più leggera, non sono mica tutti esistenzialisti gli haiku. Nella mia sera, lucciole per lanterne lungo il sentiero. E qui credo che tutti sappiate cosa vuol dire prendere lucciole per lanterne, no? Però a me piacerebbe poter dire in fondo al sentiero: ok, erano lucciole, però mi hanno illuminato il sentiero.